È più forte la volontà o l'immaginazione? Eh, Una una deve scegliere, ma con la volontà ti dai forza, ti dai carica e riesci a immaginare grandi, grandi traguardi. Siamo con Salvatore Scarcella, presidente del OPCAI. Pigai, buongiorno a tutti, noi ci occupiamo di agrumi, ma non solo questo, ma anche di ortofrutta. Siamo la terza generazione, siamo sempre presenti qui alla fruttilogistica per incontrare i nostri abituali clienti, ma anche per cercare nuovi clienti, dove esporre e dove dare il nostro prodotto bio. Siete produttori in 3 province siciliane, vedevamo prima le superfici, ci sono moltissime aziende, queste sono il numero delle aziende associate di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Voi tra gli altri avete il limone di Siracusa. Il limone di Siracusa che a noi è caro anche perché la nostra OP associa anche le nostre aziende agricole, quindi che hanno sede a Siracusa. Conosciamo che il limone di Siracusa ha un pregio particolare, il femminello, delle caratteristiche particolari e quindi stiamo a promuovere il limone femminello di Siracusa, ma anche l'IGP come indicazione geografica protetta. E poi abbiamo anche associati nella provincia di Catania e la nostra azienda è un'azienda della zona ionica del Messinese perché è nata lì e abbiamo anche degli associati della zona messinese che producono il verdello e questo famoso rinomato limone interdonato che ha anche l'indicazione geografica protetta. In quali paesi siete presenti poi con l'Expo? Ma principalmente noi, il nostro paese di riferimento siamo presenti qui, è la Germania, un po' l'Austria, la Svizzera e la Francia, ma tendiamo ad allargarci per l'amor del cielo, mai dire mai ai propri obiettivi e darsi dei limiti, ma cercare di la mente tenere sempre allenata. Voi siete agricoltori, siete un'organizzazione di produttori in campo agricolo, è un momento complesso per l'agricoltura in questo momento? Siamo agricoltori, siamo pensierosi e anche noi facciamo dei programmi, dei progetti e pensiamo al futuro, quindi in questo momento siamo preoccupati per il fattore delle piogge, delle acque, i nostri pozzi ce la faranno fino a quando continueranno. Speriamo che la pioggia quanto prima possa esserci ancora più presente in Sicilia. Quando è nato Ma l'OP, come dicevo prima, siamo la terza generazione. Nel 2003 noi ci siamo trasformati da cooperativa, che era una cooperativa che è nata nel 1987, in organizzazione dei produttori. Questo per dare una maggiore, essere maggiormente ancora più competitivi e attrezzati nel mercato dell'esportazione, quindi acquisendo nuovi stabilimenti di lavorazione, acquistando dei macchinari e delle attrezzature. Quindi grazie alla trasformazione in OP abbiamo iniziato a raggiungere questi nostri obiettivi. Poi non ultimo che nel 2015 dicevo, abbiamo aperto uno stabilimento in Toscana dove lavoriamo lì solo l'ortofrutta bio. Quindi tutti i prodotti della Maremma toscana e laziale e quando non è presente la Maremma toscana e laziale ci rivolgiamo ai nostri produttori siciliani. Quindi fate lavorazione di ortofrutta di altri territori? Nel 2015 abbiamo aperto questo stabilimento in Toscana per lavorare tutta l'ortofrutta bio per servire ancora più direttamente presente la GDO. Per ora siamo fornitori ufficiali di una grande catena italiana, la Esselunga, per tutta l'ortofrutta bio. complimenti. Grazie. E che ci sempre nuovi obiettivi. Sempre. Certo, Sempre. tenere la mente allenata e non fermarsi mai. Assolutamente.